I risultati sono di due tipi: i risultati di ricerca di base, che sono sempre la premessa per arrivare a delle applicazioni che siano veramente innovative, e dei risultati che sono più applicativi. Quindi siamo partiti da conoscenze già esistenti per proporre delle strategie che potessero almeno essere sperimentate in pieno campo. In questo caso ci siamo affidati alla informazioni che esistono nel mondo medico, anche sostanze naturali che hanno un'efficacia antibatterica, che sono state sperimentate anche contro batteri umani. Sono sostanze naturali che noi però abbiamo formulato in una maniera innovativa, quindi in particolare, per esempio, sono estratti carvacrolo, cinnamaldeide, che derivano da piante come l'origano, la cannella, che sono stati formulati in nanoemulsioni, quindi formulazioni innovative che possono essere usate a basso dosaggio, eventualmente in combinazione anche con il rame, che abbiamo provato anche in pieno campo, che per la loro dimensione particolarmente piccola hanno la potenzialità di penetrare all'interno delle foglie, quindi dove si trova l'infezione batterica. Abbiamo anche provato altri estratti, e quello che funziona meglio è l'epigallo catechina gallato, che è un derivato del tè verde, in particolare una certa varietà di tè verde che abbiamo provato, e anche questo ha dato dei risultati incoraggianti. In questo senso abbiamo anche proposto dei brevetti, perché vorremmo che queste informazioni arrivassero poi in una fase applicativa anche commerciale, che è al di là delle possibilità dell'università. Abbiamo anche, come dicevo, lavorato invece sulla ricerca di base, nel tentativo non di uccidere i batteri, quindi non per proporre soluzioni antibatteriche classiche, ma per inibire la virulenza batterica, che significa bloccare l'aggressione da parte del batterio sulla pianta. Possiamo lasciare che il batterio sopravviva in natura, basta che non attacchi la pianta. Quindi abbiamo anche valutato 502 molecole diverse per la loro capacità di bloccare l'attacco, cioè di inibire semplicemente la patogenicità, e anche questa lista di molecole ha dato alcuni candidati molto promettenti, in particolare 10 molecole, tra cui una ci interessa molto, si chiama di Cumarolo, che abbiamo brevettato insieme ad altre, con l'intenzione di farne dei formulati che possano bloccare l'infettività batterica.